Allora Benito, grande concerto stasera di chiusura di Estatu 2013. Conclusioni? Trai qualche conclusione? Ma in genere le conclusioni che traggo sono rivolte al futuro. Generalmente quando sono nel finire qualcosa penso alla prossima volta che farò qualcosa di simile o di diverso e quindi sono rivolta a una nuova edizione. Sicuramente questo mi porta a fare delle conclusioni perché sono soddisfatto di questa edizione. È la prima, con tutta l'inesperienza che avevamo tutti quanti, però devo dire che sono molto soddisfatto. Il risultato migliore dal punto di vista, diciamo, tecnico? Il risultato migliore dal punto di vista tecnico, devo dire che abbiamo avuto un ottimo service e tutto è stato, diciamo, abbastanza equilibrato, devo dire. I volumi erano perfetti? I volumi erano belli, proprio belli nel senso aggettivo bello, perché erano gradevoli, erano equilibrati, erano dinamici, quindi non erano mosci, però non disturbavano. Allora Benito, che cosa ti insegna questa esperienza di quest'anno che ti può essere utile nel prossimo? Mi ha insegnato molto, mi ha insegnato che bisogna prendere tempo per fare le cose, perché quando fai le cose di fretta, soprattutto quando non le conosci, ti abbandoni in territori che poi magari ti portano. Per cui abbiamo fatto molta fatica ad arrivare. Ci sono stati sicuramente degli errori che l'anno prossimo, se ci sarà una prossima edizione, come io spero, non si verificheranno più, forti da questa esperienza. Comunque una bella cosa, è piaciuta molto e le persone che sono venute sembravano essere proprio contente, persone di tutte le età, dai più piccoli ai più anziani, hanno goduto della musica, degli spazi. Questo per te è un risultato importante? È un grande risultato, perché nel fare la programmazione ho voluto prediligere la qualità sopra ogni cosa e credo che tutto sommato, per quanto le persone possano a volte non avere la conoscenza di alcune tematiche, di alcune cose, credo che la qualità le persone la riconoscano comunque. Sì. Ne parlavo prima con il sindaco di Mogliano, che era qui tra il pubblico e che ha assistito al tuo concerto, è venuto apposta da Jesolo dove era in vacanza e mi ha detto che ha gradito moltissimo la qualità della musica ma anche l'atmosfera, l'ambiente, e gli ho chiesto se il prossimo anno ci sarebbe stata un'altra edizione e lui mi ha risposto che si parte dai piccoli passi per arrivare a dei grandi risultati. Cosa ne pensi di questo auspicio? Ma guarda, io spero sinceramente, lo dico senza alcuna forma polemica, perché non amo la polemica, io spero che l'apprezzare qualcosa dal punto di vista politico in questo caso, no? Quindi da una persona che fa parte di un'istituzione, sia più che una parola, un apprezzamento, si veda nei fatti, e spero che l'anno prossimo, quando partiremo e quando si chiederà che vogliamo fare la prossima edizione, che ci saranno degli aiuti tangibili, perché questa edizione è veramente costata molto, perché abbiamo dovuto impiantare completamente ex novo qui su Villa Longobardi tutto, perché non c'era niente, era completamente al buio e non c'era niente. Abbiamo dovuto portare tutto, dalla corrente all'illuminazione, i tavoli, i gazebo, e tutto questo ha un costo. Si è reso vivibile qualcosa che non era vivibile in questo tipo di ottica. Per cui io credo che le parole di una persona, del sindaco in questo caso, possano essere portatrici di qualcosa di concreto. Questo mi farebbe molto piacere, ma vedremo, insomma, il tempo ci dirà, insomma. Va bene, allora appuntamento al prossimo anno. Complimenti a te Benito, sei un grande. Grazie, sono molto gentile.